La fiera. Eccoci qua. Dopo ci sono altri temi appunto che mi ha tirato fuori durante il break pubblicitario, vediamo un attimo. Innovazione, che cos'è secondo lei? Ed è vero che sono un po' diffidenti, commercianti, insomma, un po' sono anche la causa del loro male, tra No, non credo sia un virgolette. problema di commercianti, è un problema di atteggiamento anche naturale rispetto a tutto ciò che è nuovo. Quando 10 anni fa Google ha cominciato a digitalizzare alcune migliaia di libri non sottoposti a diritto d'autore, le case editrici e gli autori, anziché essere contenti perché questo, magari attraverso processi di accordo con Google, avrebbe potuto determinare una maggiore diffusione, hanno cominciato a far cause legali a Google. Quando Amazon ha cominciato, adesso parlo di libri perché è il campo nel quale Che opero, insomma, conosce. a pompare sull'ebook, le case editrici, in particolare quelli italiani, diffidenti, hanno detto no, no, lasciamo perdere, anziché dire ci mettiamo noi a guidare questo processo qua. Quindi è un atteggiamento generale quello di essere un po' impauriti e di frenare, insomma. Io credo, insomma, ha ragione chi mi ha preceduto, va nel limite del possibile cavalcata e governata tutta questa faccenda, in particolare per esempio quella dell'e-commerce. Io come commerciante ho due grossi concorrenti sleali in questo momento, che non sono gli altri librai, per capirci, e non sono neanche le grosse librerie che forse in questa epoca qua sono più in crisi di quanto lo sia io paradossalmente, le catene tradizionali, come Certo. tradizionali sono i grandi supermercati, i grandi... Ma è l'e-commerce che funziona tanto spesso in ragione del fatto che paga meno tasse in proporzione di quelle che devo pagare io, ed è un assurdo. E chi dall'altro lato invece, ed è un fenomeno che esiste ed è pericolosissimo e molto forte, chi fa attività commerciale nel nero più assoluto. Parlo per esempio di tutto il tema della contraffazione o di chi commercia, insomma, senza essere formalmente riconosciuto da nessuno. Bisognerebbe intervenire in questi due settori, dopodiché messi tutti a pari condizioni e lì ce la si gioca e siamo nel capitalismo, può piacere o non piacere, io posso anche essere convinto che non sia la forma migliore, ma finché c'è, ce la si gioca su chi è più bravo, insomma. Ciò detto, per rispondere a, mi sembrava interessante la domanda che lei faceva, c'è una discrepanza fra mondo della politica e mondo del lavoro in questa... Io non ci credo tanto a questa cosa, cioè non credo tanto a un ritardo del mondo della politica rispetto a quello dell'impresa oppure a un ritardo del mondo delle categorie rispetto al mondo del lavoro o a... Il problema è la capacità di, per tornare al tema centrale, mi pare, insomma, di stasera, di mettere in relazione tutte queste realtà, e cioè piano istituzionale, realtà Per farle sociali, dialogare, categorie, farle... farli dialogare, imprese. Questa possibilità c'è adesso, il tentativo di cui ci parlava Francesco stasera per quanto riguarda Padova è un po' anche questo, ma io credo poi che, come dire, un atteggiamento positivo rispetto a questo, almeno a Padova, soprattutto negli ultimi tempi, per essere un po' ottimisti, insomma, a me sembra di poterlo individuare, c'è una volontà da parte delle istituzioni, delle categorie di mettersi a dialogare, e penso soprattutto che forse alcuni strumenti li abbiamo già e non li utilizziamo abbastanza, strumenti che possono servire a fare rete, insomma, fra piani diversi, fra istituzioni, fra mondo del lavoro e politica, e anche fra università e mondo del lavoro. Faccio un esempio concreto: a Padova un po' meno di 80.000, sono 60.000 studenti universitari e un decine di migliaia di studenti medi. Forse non tutti sanno che attualmente l'università, tanto non è rimasta la stessa, negli ultimi 50 anni si è evoluta, molte cose sono cambiate, non esistono più le facoltà, i corsi di laurea tradizionali, esiste una laurea di 3 anni e poi quella successiva alla magistrale di 2. Per molti corsi universitari è previsto l'obbligo di fare un tirocinio. E alcune facoltà no, chiaramente il medico non ha bisogno di fare un tirocinio, farà prima le della esperienze laborative, il chimico, ma per specializzazione. esempio per quanto riguarda tutte le facoltà umanistiche c'è un obbligo di tirocinio di 150 ore sia nel triennio, quindi nella laurea triennale, che per la laurea magistrale. Spessissimo questi tirocini vengono svolti dai nostri studenti universitari, parlo di decine di migliaia di studenti, nelle realtà commerciali della nostra città. Noi per esempio come libreria da veramente ormai tantissimi anni stabilmente ospitiamo uno stagista o una stagista che fanno con noi 150 ore.
non è una banalità, perché è un'occasione molto concreta di stringere un rapporto fra mondo dell'impresa e università, al di là di tanti discorsi che poi rischiano di Che finire cosa nel nulla. avete imparato voi da questo? Io credo che siano, intanto a livello personale ho imparato che ci sono molti luoghi comuni sui giovani d'oggi, bamboccioni, che non sanno far nulla, che non sono bravi, che stanno sempre col telefonino, sono stupidaggini, insomma, come è ovvio che sia, è abbastanza banale, scontato, insomma. La nostra università, secondo me anche quella di Bologna alla fine, non soltanto quella di Padova, ospita studenti bravi, preparati, volenterosi, che per esempio affrontano questa esperienza dello stage non come devo fare 150 ore, vabbè facciamolo, ma come occasione per imparare, e molte realtà commerciali, per esempio la mia, ma sicuramente non siamo gli unici, lo so per certo, anzi c'è gente più brava di noi sicuramente, utilizza questa occasione per provare a trasmettere e anche per acquisire alcune conoscenze. Quindi senza tante parole, insomma, forse un po' nel nascondimento, questo interscambio già si realizza. Poi c'è tutto il fenomeno nuovo, siccome la scuola è cambiata, siccome il sistema educativo e formativo è cambiato non soltanto nell'università ma anche nella scuola, che attiene per esempio alla scuola superiore. Anche lì con la buona scuola, insomma, insieme a alcune cose che probabilmente non vanno tanto, alcune cose buone sono state introdotte, e c'è questo grande tema dell'alternanza scuola-lavoro, che io ho 3 figli, il più grande comincia a spiegarmi che alcune cose non funzionano nell'alternanza scuola-lavoro, e tuttavia è una possibilità che può mettere in rete, per esempio nello specifico, il mondo della formazione col mondo del lavoro. Quindi ci sono questi strumenti, con un po' di ottimismo utilizziamoli. Beh, il tema dell'alternanza scuola-lavoro è il tema centrale per permettere a tutti quelli che sono in un contesto formativo scolastico di fare un'esperienza formativa in assetto lavorativo, cioè toccare con mano cosa chiede l'impresa e applicare alcune competenze tecniche che sta acquisendo anche a scuola, ma sicuramente sviluppare delle abilità sociali che oggi primariamente l'azienda chiede. Saper comunicare, relazionarsi, lavorare in team, lavorare tra più team, usare piattaforme anche collaborative a distanza, ma anche saper decidere, saper risolvere i problemi in contesti complessi come oggi, avere anche empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni altrui, del cliente, del collega. Ecco, sono abilità sociali che oggi sono diventate competenze professionali, più legate alla trasversalità della competenza. Noi crediamo tantissimo come ente di formazione all'alternanza, lo facciamo prima ancora che si chiamasse alternanza, perché era il tirocinio, era lo stage. Come accennava il dottor Potti, da un anno stiamo anche sperimentando il sistema duale, via italiana mutuato sulla forma tedesca che c'è da sempre, cioè studiare in una scuola e contemporaneamente lavorare con un contratto di apprendistato. I nostri ragazzi in ENEP fanno 3 giorni di attività laboratoriale, di studio presso le nostre scuole, e 2 giorni alla settimana sono in azienda e lavorano. Ecco, questo permette di vivere cosa l'impresa ti chiederà dopo. Di diventare adulti un po' prima, insomma, praticamente. Senza dubbio, ma anche professionisti alla fine, perché ti sperimenti con quello che l'impresa ti chiede nel lavoro. Infatti, innovazione, consigliere, qui abbiamo parlato di innovazione, che cos'è, perché è stato tirato fuori un po' come tema, e quindi qualità di vita sostanzialmente, passa attraverso che cos'altro? E quindi che ruolo viene ad avere anche qua, sempre qua, l'amministrazione di un certo tipo anziché di un altro, quindi che fa certe scelte anziché altre. E voglio portarmi adesso, lasciare la categoria dei giovani, cercare di vedere anche tutte le altre persone coinvolte, perché poi ce ne sono tante che possono contribuire a rendere vitale sempre più una città in modo critico, partecipativo. Avrei anche qui tanti spunti in testa, però poco fa è stato detto una cosa, cioè l'innovazione è innovazione per far star meglio le persone, o è innovazione fine a se stessa che fa solo correre il mercato di più, fa competere le aziende in maniera sempre maggiore, fa star peggio paradossalmente le persone e fa lavorare tutti di più per stare in realtà tutti un po' peggio. Gianni Potti ha il Giappone come esempio, però è vero, perché il Giappone ha fatto un salto, fa sempre i salti prima, no? Per cui... L'ho citato non a caso, scusami, prego. Perché il Giappone ha un sistema produttivo di PMI molto simile al nostro ed è la seconda, terza grande potenza manifatturiera insieme all'Italia, alla Germania e al mondo. Quindi abbiamo un tessuto industriale molto simile. Sì, sì.
Prego. Ecco, sì, parto da questo per dire che alle istituzioni, ora a livello comunale possiamo agire su certe leve, mentre a livello nazionale auspico che si ragioni su altre leve più su ampia scala. A livello locale sicuramente bisogna per certi versi colmare il gap, perché quando si dice la politica è un po' in ritardo rispetto ai trend economici, è difficilissimo per la politica, soprattutto in questo periodo, rispondere alle esigenze degli anziani e dei giovani contemporaneamente, che hanno esigenze anche completamente diverse. È anche un po' brutto dire una città non deve essere per vecchi o una città non deve essere per giovani, deve essere per tutti e deve conciliare tutte le esigenze, garantendo allo stesso tempo il mercato di vicinanza e la grande distribuzione, e l'innovazione e la conservazione delle competenze. Il riposo delle persone e i locali notturni. Il riposo, certo, esatto, ecco, questo ha toccato un bel tema, perché se noi facciamo vivere di più la città di notte, quindi aumenta la sicurezza, perché le zone diventano meno degradate dal momento che sono frequentate da persone, certo, diciamo, normali, però aumenta anche il chiasso e quindi alcuni vicini possono lamentarsi. Mano a mano si sta arrivando a dei sistemi di autogestione anche, per cui molti locali in centro si dotano di una persona che fa sicurezza e controllo e da mezzanotte cerca di calmare, sì, esatto, di silenziare un po' le... E questa è una cosa che insieme col comune e commercianti hanno deciso anche un po' insieme, quindi alcuni locali senza dover chiudere prima si sono dotati di una persona, magari mi potrà confermare che questa è stata vissuta positivamente sia dai frequentatori. E per tornare alla domanda, ecco, innovazione, come facciamo a farla vivere bene? Eventi come Digital Meet, eventi nei quali si può mostrare anche il bello della digitalizzazione e dell'innovazione alle persone comuni, possono avvicinare quelli che sono gli adulti e gli anziani che sono meno propensi alle tecnologie digitali e capire cosa ci sia di bello nell'avere tecnologie così snelle che noi giovani capiamo in maniera facile, mentre alcuni adulti e anziani non sanno che, ad esempio, possono versare i soldi alla cassa automatica in 2 minuti e non fare la mezz'ora di coda all'interno della banca. Noi dobbiamo, con meccanismi molto semplici, dare i segnali positivi, sia nel termine di frequentazione della città, perché sono d'accordo, la città in realtà, il livello di degrado della città è molto diminuito. Associare Padova a Vianelli, a quello che era la Vianelli passata, è un discorso completamente superato. Cioè... Però non è moderna secondo me, e questo a detta di molti, cioè ha accennato a un discorso, non mi ricordo se l'ha fatto Zilio o Francescone, avere dei pannelli digitali, no? Chi l'ha detto? Ecco, Zilio, per grandi pannelli digitali, grandi banner dove poter appunto già mettere le mani e approcciare la digitalizzazione. In alcune città già ci sono. Certo. Addirittura puoi farti la foto col monumento, spedirla immediatamente via mail e sono cose molto carine che piacciono, servono sia per i giovani che per gli anziani, sono di appeal ma sono anche utili, dove potrebbe esserci in mezzo anche l'amministrazione stessa, cioè i servizi che fa l'assessorato alla cultura anziché i musei aperti, quando c'è informazioni, momenti di... E che possono anche conciliare nuovi sistemi come il tram, per esempio. Benissimo, una persona può vedere il minutaggio, quindi sa che come il tram in altre tante città ci sono queste cose esatto. Cioè, sarebbe importante, però qui non ci sono da noi. Nei nuovi sistemi a cui stiamo pensando, in primis il tram, che non verrà implementato da qui a pochi mesi, ma ci vorrà qualche anno, ci stiamo già pensando. Stiamo pensando insieme sia al progetto, sia a tutto quello che ci sta attorno. C'è un'idea di pedonalizzazione anche del quartiere Arcella. È un'idea, non voglio mettere paura ai telespettatori, però è un'idea che nel momento in cui verrà pensata bene, dialogando con i commercianti, con i cittadini, all'inizio si ha un po' paura a pensare a queste cose, ma poi quando viene implementata bene, nessuno vuole più tornare indietro. Assolutamente, ecco. Prego Zilio. No, infatti l'ha toccato il discorso Arcella perché io volevo arrivarci step by step. Abbiamo persone che magari ci ascoltano che sono di altri quartieri che dicono sì, ma pensate sempre al centro, poi giustamente Francesco ha detto sì, poi ci sono le vie, alcune vie che sono desertificate, abbiamo dei quartieri che hanno perso la loro natura di piccoli centri, diventando semplicemente dormitori dove i negozi fuggono perché non c'è la vivibilità di questi centri. Questo non è il problema. Il problema è che noi dobbiamo sempre partire da un punto per migliorare il sistema. Quindi lei dice partiamo dal centro e dopo deriviamo? Partiremo dal centro piuttosto da un'altra parte, ma qualcuno diceva qualche anno fa, ma si fa il tram ma non va bene perché bisogna fare 10 linee, bisogna cominciarne con una, non è che poi, quindi bene sistemare il centro e poi arrivare alle periferie. Ma però ci vuole tanto tempo, Presidente. Questo è uno degli aspetti negativi, Guardi, allora io parlo per le mie competenze.
adesso la Camera di Commercio ha fatto delle scelte molto precise, molto chiare. Noi abbiamo oggi la possibilità di avere in portafoglio una cifra molto importante per dare, come dire, un contributo forte, perché questi bisogni sentiti oggi in questa trasmissione, questa importante iniziativa di Confesercenti, come altre che sono già avvenute e che avverranno in città, ci possono permettere di spendere questi soldi in modo intelligente e sapiente. Da dove vengono questi soldi? Vengono da una grande intuizione di una Camera di Commercio di 30 anni fa, 35 anni fa, che creò innovazione per il mondo camerale. Da quell'innovazione noi oggi possiamo avere un patrimonio che si avvicina ai 100 milioni di euro, che messi insieme alle altre forze della città potremo fare cose straordinarie per il centro storico, per le periferie, per la zona industriale. La zona industriale è periferia e oggi è periferia degradata, è periferia abbandonata in parte. Vorrei fare un inventario di capannoni chiusi in zona industriale, o alcuni chiusi ma non attivi, ma attivi, perché sono riempiti di prodotti da etnie che sappiamo bene in zona industriale producono commercio spesso, come si diceva prima, fuori controllo, che prendono capannoni per far depositi, magari spesso anche pagando gli affitti in nero. Ecco, vanno ristrutturate perché, vede, se ristrutturiamo queste situazioni ristrutturiamo anche le periferie. Ma quando le periferie non vogliono essere ristrutturate, anche questo è un grande tema, perché nel momento in cui il comune recupera un finanziamento di 60 milioni per il tram. Io non voglio entrare poi sulle polemiche via Facciolati che non mi compete o quant'altro, c'è un progetto chiaro, ma chi ne avvantaggia si fa condizionare da comitati che non hanno esperienza, conoscenza, cultura, ma sono i comitati del no, del non fare comunque. Tu non migliori mai un sistema, una città, una periferia. E torno indietro. Perché voglio chiudere su un argomento. 30 anni fa, forse 33, non mi ricordo quanti, Gianni, tu sai meglio di me il periodo, perché tu c'eri, che non sei diversamente giovane anche tu, ma eri vita in quel momento, partecipavi. Il sindaco, l'ex sindaco di allora, Settimo Gottardo, decise di chiudere l'Iston, chiudere quella strada che era un'autostrada all'interno della città. C'è stata la rivoluzione atomica di commercianti. Credo fosse intorno all'80-85, ero ancora al liceo, però... Questa è innovazione, se la città di Padova oggi è quella, ecco perché a 20 anni, 25, 30 si vedono poi i risultati. Se non avessimo l'Iston così com'è oggi, Padova sarebbe quella che è oggi. I commercianti che oggi sono nell'Iston, che vanno da Piazza Garibaldi fino a Via Umberto I, poi addirittura in Via Roma hanno chiesto loro la chiusura, no? Ecco, sarebbe uguale Padova? No. Allora ci vuole da parte anche di chi deve subire alcuni, come dire, momenti di disagio, di valutare con attenzione che quelle azioni sono azioni che miglioreranno il futuro dei nostri figli, del nostro lavoro, ma quella è la diffidenza nei confronti di chi amministra, la diffidenza nei confronti degli amministratori che poi sono i politici e che è estesa in tutti i campi del nostro paese. Perché c'è questo ripeto, ma sempre stata, nell'80 diceva, 80 non c'era mica Facebook, però sono partite delle manifestazioni contro la chiusura dell'Iston, io le ricordo straordinariamente, c'eri anche tu, insomma, no? Manifestazioni di un rabbioso incredibile. Pensate che quell'operazione ha prodotto che cosa? La chiusura e penalizzazione di quel pezzo importante del centro, la riqualificazione di tutti i sottoservizi, le fognature e quant'altro che hanno ammodernizzato tutto il sistema, l'illuminazione nuova, hanno creato una città che oggi è amata da chiunque viene a Padova e la porta nel cuore. Allora,
Le linee tranviarie sono fondamentali, anche qua poi la politica, dove fa l'errore la politica? Lo dico serenamente in trasmissione, nel momento in cui c'è sempre uno che allunga il passo, beh, ma facciamo, abbiamo portato a casa i soldi del tram, facciamo un filobus, ma abbiamo fatto, no, facciamo una metropolitana e non finiamo più, non finiamo più. Allora, bene valutare, bene discutere, bene confrontarsi, ma decidere in tempi brevi. Ecco, noi come Camera di Commercio siamo, e qui ho un consigliere importante in Camera di Commercio che è Gianni Potti, ma anche il presidente di Confesercenti che è in giunta. Noi abbiamo cercato di far capire e comprendere agli altri enti che noi abbiamo le disponibilità, ma abbiamo bisogno di tempi rapidi nelle decisioni. Quindi veloci, perché Padova diventi, ripeto, una città attrattiva di investimenti forti per portare qui lavoro e soprattutto per riportare qui cervelli che sono andati all'estero a lavorare, che poi ritornano con più ancora conoscenza, perché hanno fatto esperienze che potranno portare qua. Insieme queste 2 o 3 cose possono trovare ragione nel momento in cui prepariamo il terreno, quindi prepariamo un ruolo nella nostra città importante, ma dobbiamo mettere trasporti, ripeto, efficienti, riqualificazione urbana seria, attività commerciali all'altezza della domanda e soprattutto avere un'idea di città, chi siamo. Maurizio Francescon, lei sorrideva prima, ma c'è... Sorrido perché Fernando, ci conosciamo da un po' di tempo, è diventato uomo di istituzione veramente, cioè, bisogna dargli atto, è uomo di istituzione. Bravo, sono contento. In che senso uomo di istituzione? Nel senso che condivido le cose che sta dicendo, le condivido anche perché le sta dicendo, devo dire, con un modo che è meno, come dire, meno forbito, molto più forbito del mio, nel senso che se noi abbiamo deciso che il tram passi per Parco Iris, non capisco perché deve passare per Via Facciolati, dal momento che in Via Facciolati hanno fatto degli investimenti e decine di aziende hanno investito sapendo che non sarebbe passato del tram. L'ha detto in maniera molto più istituzionale del mio, ma dobbiamo porci questi problemi, perché lì c'è della gente, piccole imprese che hanno investito e tu non puoi, certamente ne discutiamo, ma non puoi fare queste modifiche. Poi magari ci sono anche delle scelte, Fernando, che tu conosci meglio di me vivendo da sempre, abitando in città, che avrebbero potuto fare lo stesso risultato, portare gli stessi risultati per quanto riguarda l'accessibilità della città senza andare a creare difficoltà che avremo. Ha ragione comunque Fernando, cioè, dobbiamo essere tutti quanti molto, molto schietti da questo punto di vista. Ci sono dei comitati per il no, che spesso sono, insomma. Ma sì, che dicono sono no per il no per tutti, ci sono in fianco a questi, però anche coloro, citavo un esempio prima Fernando, lo ribadisco anch'io, quando è stata pedonalizzato l'Eastone, c'era una zona che è via San Fermo che non era pedonalizzata. In quel momento un paio di commercianti, uno c'è ancora che è Caligaris, il gioielliere, l'altro è Temil che aveva una caltoleria famosa in quella zona, decisero insieme con gli altri di chiedere la pedonalizzazione di via San Fermo. La fontana, avete presente che è stata fatta, che c'è. E quindi cioè, c'è quello che dice Fernando, il no, sotto tutti gli aspetti, ma c'è anche chi sta operando per il sì. Ecco, noi dovremmo cercare di valorizzare quelli che cominciano a dire sì su queste cose. Perché poi ha ragione, cioè via Roma sono stati i commercianti a chiedere la pedonalizzazione. No, ma infatti, quindi, lo diceva anche il nostro commerciante imprenditore, settore libraio, non mi ricordo se fuori onda o in onda. Facciamo una pedonalizzazione più estesa, come avviene in certe realtà, perché il fin dei conti Padova è piccolissima, cioè rispetto ad altre realtà cittadine. E perché non forzate, già che c'è questo progetto in essere, non si forzano le cose, poi tutti ne trarranno beneficio, invece che andare a pezzettini? Perché effettivamente Padova ha 3-4 vie pedonalizzate. Però c'è una grande novità, mi permetto così di dirla perché la sto vivendo anch'io in termini molto positivi. C'è una grande novità. La novità è questa, mi diceva prima il Presidente della Camera di Commercio, stamattina ci siamo visti con il rettore, no? Come lo chiamava Gianni, l'assessore all'università, che sta lavorando, io credo, molto bene. Io, per quello che lo conosco, per quel poco che ho potuto lavorare con lui, sta lavorando molto bene per la città, per l'università, ma anche per la città. Alcuni investimenti, tipo la caserma Piave, farla diventare un altro punto nevralgico per l'università, mi sembra un investimento per la città. Quello che c'è di novità è questo, lo diceva Fernando prima. Da un lato c'è una Camera di Commercio che oggi ha una certa disponibilità,
Dall'altro c'è un dialogo molto forte tra le varie istituzioni. L'abbiamo visto con Padova 4.0, ma anche in alcune iniziative fatte dalla Camera di Commercio. Cioè o sfruttiamo questo momento, Gianni, anche quello che diceva prima Gianni sull'area soft Padova, c'è un progetto camerale sicuramente molto impegnativo e molto importante, però c'è un lavoro fatto da tutte le associazioni di categoria che ha predisposto il territorio, le modalità e così via. Io credo che siamo nel momento in cui, ecco, su questo sono d'accordo con tutti, non possiamo perdere il treno, corriamo il rischio per ascoltare questo o quello, corriamo il rischio di perdere il treno. Dobbiamo veramente rinunciare tutti a un qualche cosa per riuscire ad avere tutti quanti insieme un percorso che ci permetta di crescere. Solo una cosa, quando ci troviamo nei tavoli c'è sempre qualcuno che noi abbiamo l'obiettivo, il traguardo. C'è sempre uno che lo sposta a 100 metri più in avanti. Si alza e dice scusa, perché io non portiamo 100, blocca tutto. No, non possiamo più permettercelo. Se abbiamo quel traguardo, arrivati là miglioreremo l'arrivo, ma arrivati però, non prima di arrivarci non ci arriviamo più. L'amministrazione in che posizione si pone da questo punto di vista, visto questa progettualità spinta e poi magari anche qualche innovazione, insomma, che può essere fatta a livello di arredo urbano, perché immagino che ci debba essere questo corollario di intervento anche cittadino. Diciamo che a livello generale, allora abbiamo appena firmato per l'ospedale Padova Est, diciamo che la soft city Padova Est in generale è un'area che si rivitalizzerà, è un'area che sta diventando un po' più... Si sente tutto quello che dite in trasmissione. Ve lo dico. Secondo me l'area in generale di Padova Est, anche questa, da queste parti, insomma, si rivitalizzerà, verrà anche maggiormente frequentata, forse anche dagli studenti, non siamo lontani dal portello. È una zona che forse vedrà anche l'apertura di locali per la musica, perché abbiamo tantissimi contatti e tante associazioni che si stanno facendo avanti e che, torniamo col concetto di rete, mettendole in rete forse possono fare qualcosa. Quindi voi andate pari passo con queste iniziative che si stanno prendendo, insomma, con la Camera di Commercio? Alla politica secondo me sta il ruolo non di rallentare ma di facilitare quelli che sono i buoni propositi e i progetti che arrivano in primis dalle grandi organizzazioni, quindi Camera di Commercio, Confindustria, ma anche da più piccole realtà che si stanno facendo avanti con tanti progetti. E noi spesso cerchiamo magari di creare dei tavoli insieme, metterli a parlare tra di loro, perché poi noi dobbiamo solo facilitare le relazioni e le pratiche, con un progetto di città che è a lungo termine. Il tram, secondo me, va in questo senso, l'idea di cittadella dello sport che ha l'assessore Bonavina e tutta una serie di altre cose che stiamo pensando, anche oggi si parla di rigenerazione urbana, anche rivitalizzare locali sfitti che ci sono in centro, dandoli ad associazioni che fanno servizi per la cittadinanza. Secondo lei che cosa ci vorrebbe per una città come Padova? Tra l'altro, insomma, abbiamo visto più volte... Secondo me abbiamo tutto. Non mi manca niente. Abbiamo le istituzioni e da come... Ma come intervento cosa ci vorrebbe? Che tipo di intervento? Dei tempi tecnici. Stretti, quindi. Purtroppo la burocrazia o tante altre... Noi abbiamo le istituzioni che si dà da fare. La politica l'abbiamo e penso che si prodiga per il benessere della città. Quindi non mi manca niente. Che dopo, quando che si fa una riunione, anche a livello istituzionale, sia sempre abbastanza contrario, sempre. Sono un condominio deve sempre quello che fa casino. Siamo in Italia, quindi sappiamo. Lei dice te stringere i tempi. Bisogna essere coesi e dire Titoso, sei meglio che te tasi perché ti si suoti dentro qua. Ma altri che andare avanti e per andare avanti bisogna decidere. Basta. Questo vogliono gli imprenditori. Abbiamo l'università, abbiamo le istituzioni, abbiamo i politici, mese di banca schei, cosa vogliamo di più? Bisogna avere il risultato. Secondo lei? Il risultato? Velocissimo, siamo in chiusura. Non lo so, è molto difficile rispondere. Io credo che... Una prima cosa che lei come commerciante si potrebbe auspicare. Più in generale che nello specifico, ciò che io più che vorrei auspicherei è che le associazioni di categoria, i soggetti potessero tornare a farsi protagonisti delle domande collettive. Questo per rispondere a una domanda che ha fatto lei prima, cioè perché non si fa di più? Perché anche nell'epoca di Facebook, della parcellizzazione in cui ognuno si fa il comitato da solo su Facebook a momenti e ognuno tira su sempre la mano, forse è importante, anche se sembra un po' vecchio, rilanciare il ruolo di tutti quei soggetti collettivi, associazioni, sindacati,
che possano insieme, come dire, farsi collettori delle domande, poi rappresentarle, poi spetterà alla politica fare sintesi e poi arrivare alla fine naturalmente a decidere, a prendere una decisione, a prendersi l'onere e l'onore di quella decisione. Ma quello che io auspicherei sarebbe un rilancio di questo, ma so che alla fine è l'auspicio di tutti noi, insomma. Magari meno parcellizzate, più coese per raggiungere gli obiettivi, in modo che ci sono meno mani che si alzano a questo punto. Le battute di chiusura anche a lei, direttore. Ma creare laboratori creativi, dare spazio ai giovani. I giovani sono il futuro, hanno idee e possono portare il nuovo su chi vive già da tempo, e quindi spazio proprio di libertà come libertà generativa. Grazie. Allora siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di questo momento di approfondimento, insomma poi si realizzerà concretamente martedì, diamo la data e ora e luogo, Maurizio Francescona. Cominciamo da lunedì fino a venerdì, martedì sera avremo un incontro su questi temi alle ore 21 e la sala della... Sì, 20, anche alle 20 comincia un po' prima. Beh, cominciamo dalla mattina ovviamente, perché le attività iniziano la mattina. Cominciamo lunedì con una serie di temi, quelli che abbiamo affrontato prima, abbiamo 2 momenti clou, uno è martedì sera su questi temi alle ore 20:30 nella sala del Centro Culturale San Gaetano. Aperto al pubblico, tutti quanti, sì. Quindi tutti possono dire la loro, quindi voi fate le vostre considerazioni, poi se volete portare anche delle idee, fare degli interventi, ci saranno questi e anche da altri interlocutori con cui potrete interagire. Grazie ancora di essere stati con noi, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre domani, grazie.